qui dai campionati, siamo con Adriana De Martini. Adriana, se guardiamo una statistica, all'andata ne avete presi 8, oggi ci siamo limitati magari un po' a 6, visto anche l'ottima partita contro il Brescia, quindi questa squadra ora sta proprio crescendo. Sì, mi aspettavo un po' meglio oggi, secondo me non siamo partite benissimo, potevamo far meglio, difenderci meglio tutti assieme nel primo tempo, così come abbiamo fatto nel secondo, però comunque Mozzanica è una buonissima squadra e è prima e si vede, insomma. È da inizio stagione che stai facendo un lavoro sporco importantissimo là davanti, prima o poi però questo lavoro verrà ripagato anche con i gol. Speriamo, un po' mortificante correre senza far gol per un attaccante. Speriamo che nelle partite della nostra portata arrivi anche il gol prima o poi. E proprio ne arriverà una dopo la pausa, il prossimo impegno quindi in casa contro il Luserna, un match fondamentale anche per la classifica nostra. Sì, per noi è una partita importantissima dove dobbiamo portare a casa punti per la salvezza e dai, ci prepariamo queste 2 settimane per affrontare al meglio quella partita. Recuperando magari anche le tue compagne di reparto? Sì, recuperando tutte le infortunate che abbiamo a partire da Giorgio Cisotto, ma tutta la squadra, recuperiamo anche Saramella che oggi era via e se siamo tutte al completo le metteremo sicuramente in difficoltà. Grazie Adriana. A voi. Siamo con Alessia Gritti del Mozzanica. Alessia, inoperosa oggi per te perché sei portiere, oggi purtroppo per il Vittorio Veneto non ha effettuato nessun tiro in porta nel tuo specchio. No, è andata bene per noi perché dopo 20 minuti siamo riusciti a sbloccare il risultato, dilagando poi nel 5-0 per finire il primo tempo. E abbiamo giocato con tranquillità, facendo le cose che sappiamo fare, mettendo in pratica quello che durante la settimana proviamo e quindi è andata bene. Marta Mason aveva detto proprio in settimana niente relax e concentrazione durante il match per sbloccare la gara proprio su ogni singola azione. Cosa ne pensi? Sì, ha ragione perché ogni partita è una battaglia e se vogliamo vincere il campionato o comunque sia ambire alle prime 2 posizioni non possiamo permetterci nessuna distrazione. Nel prossimo turno giocherete contro il Brescia, però prima c'è la partita di Coppa contro l'Orobica e c'è anche la nazionale. Voi parteciperete con 3 ragazze che andranno in nazionale in vista proprio vorrei parlare proprio in vista del match contro il Brescia che all'andata avete vinto qui proprio a Mozzanica 4-0. Come pensi sarà quel match visto anche l'appaiamento in classifica, perché anche il Brescia ha vinto oggi? Sì, anche Brescia ha vinto oggi contro la Fiorentina. Beh, sarà sicuramente una battaglia derby, quindi tosta e nella quale vincerà chi avrà più determinazione, più fame, più voglia di vincere e portare a casa il risultato. All'andata sì, avevamo vinto 4-0, era stata una delle migliori partite che avevamo fatto nel collettivo. Per quanto riguarda la Coppa? Coppa Italia contro l'Orobica sabato prossimo, anche lì è una partita secca e vedremo. Grazie Alessia. Grazie a voi. Siamo con Mister Fattorel. Mister, una partita oggi difficile qui a Mozzanica, partita proprio subito in salita per il Vittorio Veneto con il gol subito al terzo minuto. Sì, diciamo che dopo 3 minuti abbiamo preso gol su un calcio da fermo e le ragazze si sono un po' sciolte nel primo tempo, diciamo, però gli avevo detto che queste partite qua dovevamo fare come le altre partite con le grandi, che belle chiuse, strette e non possiamo lasciare spazio, il minimo spazio, loro ci castigano perché Mozzanica è una squadra che punta a vincere lo scudetto. Comunque lasciamo stare, abbiamo archiviato questa partita, adesso abbiamo 2 settimane di riposo, cerchiamo di concentrarci e di fare dei buoni allenamenti in questa sosta e noi puntiamo il Luserna in casa fra 3 settimane e là è il nostro campionato. Proprio dicevi, non erano queste le partite durante le interviste le altre volte che il Vittorio Veneto poteva far punti. Proprio come sarà preparata la partita, la sfida di Luserna, proprio avete 2 settimane per preparare questa sfida e sarà una partita chiave anche quella.
Sì, abbiamo già detto che gli lascio 3-4 giorni di riposo perché le ragazze sono un po' stanche. Venivamo da Bari che oltre che la trasferta e lo stress mentale che abbiamo pagato un po', comunque adesso riposiamo quei 3-4 giorni e poi riprendiamo le forze, cerchiamo di riprendere le forze tutte unite, spero che mi rientrino qualche infortunata. Infatti saranno 2 settimane anche per recuperare le infortunate, soprattutto in attacco. Soprattutto in attacco che oggi mi mancavano le tre più veloci, mi mancavano tutte e tre, comunque adesso riprendiamo come ho detto le forze e tutto quanto, spero di recuperarle tutte e tre per la partita di Luserna che là sarà il nostro campionato. Grazie mister. Buonasera a tutti. Siamo con mister Nazarena Grilli. Mister, complimenti intanto per la vittoria di oggi contro il Vittorio Veneto. Come si può riassumere proprio questo match? Ma il match diciamo che è stato un match un po' a senso unico, nel senso che il Vittorio Veneto ha usato un po' le sue armi, che era quello di stare abbastanza chiusi, cercare di ripartire, però penso che oggi ho trovato davanti un Mozzanica bello motivato e determinato, volevamo fare una buona gara e credo che ci siamo riusciti, nel senso che abbiamo fatto tanti gol e alcuni anche di ottima fattura, quindi sono contenta per le ragazze e per la società che stiamo proseguendo il nostro trend. Infatti proprio continua la vostra cavalcata lì in davanti, assieme al Brescia che ha vinto oggi, si stacca magari un attimo la Fiorentina e il Verona non vincente in casa proprio con il Tavagnacco. Comunque dopo la sosta per voi ci sarà una giornata importantissima per il proseguo proprio di questo campionato che si chiama Brescia. Sì, ma il campionato è ancora lungo, è ancora duro, ci sono tante partite, credo che non siano neanche da escludere né la Fiorentina né il Verona. Noi adesso dobbiamo pensare alla Coppa Italia che giochiamo sabato qui con una partita difficile, abbiamo il derby con l'Orobica, quindi vogliamo prepararci bene per quella partita e poi staccare un attimino la spina, tra virgolette, per ricaricare un po' le energie, ma soprattutto mentali, perché la squadra fisicamente sta bene, per prepararci poi ai grandi scontri che ci aspettano a marzo. Però dobbiamo stare tutte unite, tranquille e serene, che quelle partite lì te le giochi, poi vinca il migliore. Grazie mister. Prego, a voi e in bocca al lupo per il vostro campionato.